La villeggiatura ha inizio non appena lo sguardo si posa su un paesaggio nuovo. È il primo incontro, il primo respiro di chi si è messo in viaggio, in treno o in auto. Si arriverà al mare, ci si confonderà tra gli altri. Si arriverà in montagna con la sensazione del fresco e l'idea delle lunghe passeggiate, delle escursioni. Oppure si cercherà un luogo tra gli alberi e le grandi distese di verde dove la gente è più rada, più silenziosa. Le stazioni termali, ad esempio, si presentano come vere e proprie oasi, hanno una loro particolare atmosfera e in molti casi una tradizione illustre. Quelli che affluiscono qui si ritrovano subito in un'area familiare. Ogni stabilimento termale ha una sua speciale caratteristica. Si tratta di scegliere tra l'acqua sulfurea e quella salso-iodica. Ma non è questa la sola alternativa, poiché le virtù terapeutiche dei vari stabilimenti sono spesso infinite. Le cure vengono affrontate con piacere, con disinvoltura. I grandi mali e quelli più piccoli sembrano dileguare miracolosamente. Quanti hanno detto agli amici durante l'anno, nei lunghi mesi dell'inverno, mi basta arrivare in quel posto per sentirmi subito meglio. Le sinusiti degli adulti e quelle dei bambini a volte scompaiono, si cicatrizzano in pochi giorni, o quantomeno tale è la suggestione, non disgiunta da una certa realtà. E vi sono affezioni più delicate, forse più irreparabili, come la sordità ad esempio, che pure subiscono efficaci miglioramenti. E con le sole risorse della natura e del luogo, con l'ausilio di scrupolosi esami quasi affettuosi. Così le artriti, le famose artriti, le lombaggini, le sciatiche che si insinuano, si diffondono anche nei corpi più delicati, anzi soprattutto in quelli con vero disappunto. Le artriti, le lombaggini che richiedono attenzioni, delicatezza, civetteria nel trattamento, come le più rarefatte applicazioni in un istituto di bellezza. Si entra e si esce dai padiglioni con sollievo. Nell'area di ogni stabilimento vi è sempre un grande parco e durante il giorno si ha tutto il tempo di gustare le sfumature, le finezze di un luogo così rigoglioso, così tranquillo. Per esempio, a pochi chilometri da Forlì, alle terme demaniali di Castrocaro, tra questi viali, anche i sogni più difficili e più a lungo accarezzati potranno avverarsi. Cominceranno qui a mettere radici i sogni più prolifici.
Qui il parco fu addirittura impiantato personalmente da Cosimo I de' Medici. È un regno immenso per i bambini e per gli adulti. Dentro di esso è come giocare in un tempo più remoto, è come passeggiare in un tempo più disteso. Nella piccola comunità delle terme circolano gli stessi umori spensierati, come tra amici intimi di vecchia data. Si scherza, si decide anche nel senso contrario all'utilità. Tra il padiglione delle cure e il ristorante, la scelta non può cadere che su quest'ultimo, in dispregio di ogni saggia regola. Tra buontemponi accade così. Più tardi ci si potrà riposare e distendere. Questa è la certezza di chi si addentra in questo luogo, in questa distesa di verde, di alberi, di cespugli. Per i giovani, cui si offre comunque la possibilità di ogni distrazione sportiva, il parco è come la culla dei loro primi sogni d'amore. Qui spesso, tra i labirinti delle aiuole e dei viali, può cominciare una corsa gioiosa nella cornice di quella mondanità comune a tutti i luoghi di villeggiatura.